Raddoppiano i casi in provincia, weekend all'insegna degli assembramenti, inaugurati i centri vaccinali, Musumeci mantiene l'obbligo del tampone per chi arriva in Sicilia. Sequestrato opificio a Ribera, Licata pestaggio brutale filmato, ma è virale anche il video di un ubriaco che ruba la barella con sopra l'amico ubriaco, sbarchi senza sosta a Lampedusa, incendiato mezzo agricolo a Bivona. Asia è la giovane campionessa di Porto Empedocle, adesso è anche dottoressa, nuovo traguardo. Basket, la Fortitudo batte il Torrenova, vince il presidente della SEAP, ma la sua squadra di pallavolo perde contro il Catania. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Raddoppiati i contagi nel giro di 24 ore in provincia di Agrigento. Si è passati dai 15 casi di Covid-19 di sabato ai 37 nuovi positivi di ieri domenica. E nonostante gli ammonimenti e le ordinanze anti-Covid, il fine settimana ad Agrigento, a San Leone, è stato ancora una volta caratterizzato da tanta folla e assembramenti. Il servizio di apertura è di Eugenio Cairone. Da San Leone a Ribera a Licata. Il popolo degli incoscienti si fa strada in barba alle disposizioni anti-Covid e non ci stancheremo mai di richiamare l'attenzione di quelle istituzioni che a parole sono bravissime, e non ci riferiamo certo ai sindaci che fanno quello che possono. È una guerra, insomma, che continua, e visto che di guerra si tratta, bisognerebbe trovare altre soluzioni, facendo salvi i diritti delle persone che rispettano le regole e incidere esclusivamente sui tanti deficienti che anche ieri hanno praticamente invaso le località senza un minimo di pudore. Ad Agrigento ieri si sono registrati 12 nuovi casi e 37 in provincia. Il sindaco del capoluogo, Franco Miccichè, torna ad annunciare misure più drastiche e in questo va sicuramente sostenuto piuttosto che criticato con interventi assolutamente inutili e fuori luogo. Per fortuna dalle nostre parti non si è arrivati ad insultare agenti e carabinieri, come è avvenuto a Napoli con i giovani richiamati all'ordine che hanno risposto insultando. Un atto da delinquenti che scelgono la sfida e lo scontro. E in tutto questo a preoccupare è il silenzio del Viminale e l'assoluta incapacità di impedire il ripetersi di scenari da brividi che invocano misure alternative alla semplice sanzione amministrativa, misure da codice penale, così come previsto lo scorso anno dal decreto che faceva riferimento ad uno specifico articolo sul mancato rispetto delle misure di contenimento per contrastare il diffondersi del virus. Siamo di fronte a delle condotte da parte dei soliti inadempienti che non si possono più sopportare, le quali creano allarme e paura di una terza ondata, condotte che costituiscono un grave pericolo per la salute pubblica. Ecco allora la necessità di provvedimenti estremi. Chi ha il dovere di ricercare le soluzioni che servono, a cominciare dalla prefettura, lo faccia senza aspettare che arrivi il prossimo weekend, salvaguardando, lo ribadiamo, i diritti delle persone per bene e puntando il dito solo su chi anche ieri ha voluto sfidare. Ancora coronavirus, campagna nel caos, i vaccini finiscono ai furbetti, le prime dosi di Johnson & Johnson potrebbero arrivare in Italia ad aprile. Il governatore Musumeci proroga l'ordinanza sui controlli per chi arriva in Sicilia, tamponi rapidi riservati a quanti fanno ingresso nell'isola fino al prossimo 5 marzo ed è stato inaugurato il secondo centro vaccinale dopo Palermo, anche Catania. Vediamo. Arrangiatevi è la vera, quasi inusuale indicazione che si carpisce dal Ministero circa la campagna vaccinale anti-Covid-19, mentre il governo Draghi si appresta a dare una scossa al piano vaccini, aumentando il numero delle dosi somministrate ogni giorno all'interno della maggioranza. Forza Italia si chiede una svolta, serve un cambio di passo per un vero piano vaccinazione anti-Covid-19. Il governo nomini un nuovo coordinatore, scrive su Twitter, coordinatore nazionale
nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Una richiesta che ricalca in sostanza quella del leader del Carroccio, Matteo Salvini, fin dalla nascita del governo Draghi, convinto della necessità di nominare un nuovo responsabile del piano vaccini anti-Covid e sostituire così Domenico Arcuri. In attesa dell'imminente vaccino americano prodotto dalla Johnson & Johnson, il presidente del Consiglio ha predisposto un piano che, grazie all'arrivo in questo marzo di un numero maggiore di dosi di fiale di Moderna, Pfizer, AstraZeneca, consentirà di somministrare in Italia almeno 200.000 dosi al giorno, puntando così a raggiungere entro settembre prossimo l'immunità di gregge. Le incognite pesano anche sulla campagna vaccinale del personale scolastico, partita solo per la fascia d'età fino a 55 anni con il vaccino di AstraZeneca. Sono 32.000 gli insegnanti che si sono già prenotati tramite poste su una platea stimata di 65.000. Le liste del Ministero sono arrivate monche. In Sicilia intanto da questo 1° marzo anche il personale docente e non docente di tutte le scuole paritarie regionali ed enti di formazione fino alla classe 1956 potrà prenotarsi attraverso la piattaforma telematica e gli altri servizi gestiti da Poste Italiane. Ma passiamo adesso ad un ulteriore punto dolente di questa campagna vaccinale e tornano come fiume in piena saltacoda al turno. Sono 720.000 vaccinati che non rientrano infatti in nessuna delle categorie essenziali previste dal piano strategico contro il Covid messa in campo dal ministro Speranza con il commissario Arcuri. Sicuramente tra loro ci sono gli imbucati, furbetti, raccomandati, gli amici ed i parenti che sono riusciti a farsi inserire in lista, ma questo esercito di privilegiati comprende anche il personale non medico che lavora negli ospedali e nelle ASL, insomma una platea di persone che non sta in prima linea, come aveva stabilito invece il governo Conte quando ha emesso nero su bianco le priorità della campagna di vaccinazione. Poi, come se non bastasse, c'è il mistero degli operatori sanitari e sociosanitari che secondo i dati ufficiali hanno già ricevuto più di 2,3 milioni di dosi. Il piano di Speranza stima che ne servono 2,8 milioni per 1,4 milioni di persone, quindi il traguardo della copertura totale sarebbe ad un passo, eppure cosa invera. Ad ingarbugliare la situazione però ci sono le regioni che vanno in ordine sparo. Sulla Toscana ad esempio si è lanciata in avanti iniettando il siero di AstraZeneca a chi lavora nella giustizia e non solo ai cancelleri dei tribunali e magistrati ma anche agli avvocati e praticanti compresi. Sicilia e Puglia hanno già annunciato che sono pronte a seguirne l'esempio. In questi giorni il vaccino sta arrivando anche ai farmacisti. Il problema però è che la categoria viene interpretata in senso ampio. In questo mare magnum si vogliono dunque infilare un po' tutti. 2 giorni fa l'ordine dei commercialisti ha inviato una lettera al ministro della salute che suona proprio così: se si vaccinano gli avvocati e i magistrati, perché noi veniamo lasciati fuori? Stessa richiesta è arrivata da Poste Italiane, ma scendiamo nel particolare in Sicilia che a sua detta accelera i vaccini: 12.000 dosi in un giorno, oltre 320.000 dal 27 dicembre. Eppure è allarme vaccinatori. A Palermo si cercano medici per vaccinare a domicilio gli over 80 non autosufficienti e torna anche l'incognita delle forniture. Le 18.500 fiale promesse da Moderna per febbraio non sono ancora arrivate. AstraZeneca ha annunciato un taglio del 50%, mentre Pfizer conferma le commesse di marzo, circa 200.000 dosi. Nella campagna vaccinale ostacoli, la svolta potrebbe arrivare con l'autorizzazione al 4º vaccino, quello monodose, di Johnson & Johnson. Alla Sicilia andrebbero oltre 2 milioni di dosi dalla seconda metà di marzo in poi, ma l'obiettivo di raggiungere l'immunità di gregge, coprendo almeno 3,5 milioni di siciliani, è lontano. L'assessore alla salute Ruggero Razza ragiona sulla proposta del premier Mario Draghi di fare a tutti la prima dose al più presto senza accumulare scorte per i richiami sul modello inglese. Non so se si possa fare, invece dice l'assessore. Che dire, alla fine gli italiani, si sa, sono campioni mondiali di capacità di adattamento e nessuno come loro sa comprendere il significato di un grido di battaglia tanto chiaro come quello: arrangiatevi. Dopo Palermo e Catania, le altre 7 città capoluogo nei prossimi giorni. Naturalmente noi siamo pronti per la somministrazione del vaccino. È il vaccino che deve arrivare perché da Roma ancora non arrivano buone notizie e Roma le aspetta da Bruxelles, come sapete.
Se tutto dovesse scorrere liscio, noi potremmo entro l'anno uscire da questo tunnel, di questa epidemia maledetta che ha condizionato e continua a condizionare la nostra vita. Sequestrato un opificio a Ribera, il provvedimento del GIP ha fatto scattare i sigilli preventivi allo stabilimento industriale dove si procedeva all'estrazione dell'olio delle sanze e alla raffinazione degli oli per uso alimentare. Il nostro direttore Arturo Cantella. I militari della Guardia di Finanza di Sciacca hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo di un vasto complesso industriale di oltre 19.000 metri quadrati sito nel territorio comunale di Ribera, ove si procedeva all'estrazione dell'olio delle sanze e alla raffinazione di oli a uso alimentare. Il provvedimento cautelare è stato emesso dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sciaccara, il dottor Alberto Davico, su richiesta della Procura della Repubblica, sostituto procuratore dottor Michele Marrone, per gravi violazioni penalmente rilevanti alla vigente normativa in materia ambientale. Le indagini, culminate con il sequestro dell'opificio, sono state avviate nel mese di dicembre scorso, durante l'ultima campagna olearia, dopo che alcuni militari in servizio di controllo del territorio lungo la strada statale 115 avevano notato delle anomale e cospicue emissioni di fumi nell'area provenienti da quell'industria alimentare che avevano ingenerato il sospetto che le lavorazioni eseguite potessero non rispettare i protocolli e le vigenti disposizioni in materia ambientale. Quindi i successivi accertamenti effettuati all'interno del sito industriale con la collaborazione tecnica dell'ARPA confermavano l'inefficace contenimento delle emissioni diffuse dai gas in atmosfera, a cui si aggiungevano il mancato smaltimento delle ceneri derivanti dalla combustione e lo scarico delle acque reflue industriali, un affluente del fiume Magazzolo, senza il preventivo trattamento della relativa depurazione chimico-fisica e biologica. Quindi veniva accertato che gli impianti industriali dello stabilimento attivo degli anni '80 non erano ancora stati adeguati alle modifiche normative in materia ambientale intervenuti negli ultimi 40 anni. Non veniva esibita dai responsabili dell'azienda la prevista relazione annuale sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, né veniva rinvenuta alcuna traccia negli appositi registri dello smaltimento delle ceneri derivanti dalla combustione di sanza esausta. Oltre che alle numerose violazioni della normativa ambientale, sono state anche contestate al responsabile dell'azienda, nella veste di datore di lavoro, gravi e numerosi inadempimenti alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro, che vanno dalla mancanza di dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto fino all'inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori, risultati inidonei e salvaguardati dalle polveri presenti nel luogo del lavoro. Quindi l'attività di servizio segue numerosi sequestri di discariche abusive operanti negli ultimi mesi nel territorio di Sciacca dai militari della locale compagnia. Si inquadra all'interno della costante azione di controllo del territorio realizzata dalla Guardia di Finanza a tutela della concorrenza leale tra imprese, dell'ambiente e della salute dei cittadini. Indagini in corso per risalire agli autori del brutale linciaggio ai danni di un 37enne che viene picchiato in pieno centro a Licata. La vittima dice di non aver riconosciuto i suoi aggressori. C'è il servizio. Queste le immagini girate con uno smartphone ad almeno una cinquantina di metri dal luogo. Il video ritrae un pestaggio, siamo a Licata, in Corso Roma. La furia esplode all'improvviso, non si riesce a capire cosa l'abbia scatenata. Quello che appare chiaramente è la violenza con cui è stato condotto il pestaggio. L'aggredito è a terra e viene bombardato da colpi di cric, calci e pugni. Gli aggressori, tra i quali sembra esserci anche una ragazza, circondano il 37enne e lo bombardano di colpi per lunghi ed interminabili minuti, durante i quali nessuno interviene. Qualcuno suona il clacson delle auto, altri semplicemente si allontanano. Il 37enne, pestato dal branco, è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso con ferite abbastanza serie, ritenute guaribili in una trentina di giorni. La vittima, sentita dai carabinieri della compagnia di Licata, avrebbe però riferito di non aver visto chi lo ha picchiato selvaggiamente, né di saperne il perché.
Silenzio assoluto, insomma, questo come evidente non aiuterà l'attività investigativa dei militari dell'Arma. L'aggressione sembra essere avvolta dal più fitto mistero. I carabinieri hanno però già acquisito più filmati degli impianti di videosorveglianza, non solo quello che vedete che è realizzato da un balcone, da decine di metri di distanza. Da queste immagini intanto sembra che impegnati nel pestaggio siano almeno 5 giovani, tra cui una ragazza. Il sindaco di Licata, Pino Galanti, ha espresso apprensione per il pestaggio consumatosi ai danni del 37enne ed ha sottolineato come poco più di un mese fa aveva chiesto misure straordinarie per la sua città, misure volte a mantenere l'ordine pubblico nella città di Licata, volte a scongiurare fenomeni di violenza. C'è un ubriaco che ha bisogno d'aiuto, questo grosso modo l'SOS lanciato da Via Palma a Licata, alla sala operativa del 118. Quando i soccorritori sono giunti sul posto effettivamente c'era un uomo che aveva bisogno di essere assistito perché aveva alzato il gomito. La decisione è stata una soltanto, occorreva trasferirlo in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso. Un soccorso come tanti, insomma, l'ubriaco è stato caricato sulla barella ed è proprio a questo punto che si è verificato qualcosa di impensabile, una scena che ha colto di sorpresa gli stessi soccorritori. Un altro uomo, anche lui ubriaco, per evitare il trasporto in ospedale dell'amico, si è impossessato della barella e praticamente correndo ha portato via Lettiga e compare. La singolare scena è stata filmata con uno smartphone, il video è diventato virale sui social. Dell'episodio decisamente sui generis si sono occupati i carabinieri della compagnia di Licata coordinati dal capitano Francesco Lucarelli e il ladro di barella, che è stato naturalmente subito identificato, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per interruzione di pubblico servizio. Si tratta di un licatese di 43 anni. Corleone, attentato incendiario alla chiesa di Sant'Agostino nel giorno del patrono. Non ci sono dubbi sull'origine dolosa del rogo che ha distrutto il portone d'entrata della chiesa. Vediamo. Inspiegabile intanto, inspiegabile perché potrebbe essere un atto contro quello che accade come realtà religiosa di quella parrocchia, ma mi pare una cosa difficile. Purtroppo oggi è la festa del patrono, quindi potrebbe essere anche un atto rivolto alla città, all'amministrazione, eccetera. Stupisce perché stiamo facendo un lavoro che sta portando a un riscatto serio della città, quindi sono gesti non giustificati e ingiustificabili. Lei è chiamato a traghettare una comunità, a farla crescere, a proiettarla su altri scenari ben più floridi, ben più luminosi. Nessuna cosa capita per caso. Si sta facendo un grande lavoro anche con il coinvolgimento delle scuole, della città. Non c'è dubbio che Corleone, afflitta da più di un secolo da vicende di mafia, non ha sviluppato nelle proprie componenti sufficiente abitudine alla coesione, alla compartecipazione, perché è costretta per vicende che ha subito a vivere in maniera parcellizzata e spesso isolata, e quindi questo può avere anche determinato un minore coinvolgimento delle realtà locali su processi di sviluppo, però si stanno fortemente attenuando, si sta facendo un grande lavoro anche con le comunità religiose, con le associazioni, e sta dando anche segni importanti. Purtroppo poi accade che c'è qualche screanzato, io non gli do per la verità significati particolari perché non ce ne sarebbero le ragioni, però è accaduto, quindi qualche ragione ci sarà stata. I rapporti ottimi sia col vescovo che con tutti i sacerdoti, quindi abbiamo un grande rapporto. Oggi verrà il vescovo a celebrare il patrono, non era previsto ma verrà proprio per l'occasione, ci sarò chiaramente io e tutta l'amministrazione presente. C'è una reazione sdegnata di tutta la comunità, è attualmente incomprensibile il gesto che è accaduto. Con l'arciprete locale cosa vi siete detti? Non riusciamo a capire da che cosa può essere stata determinata questa cosa. Enorme stupore, devo dire anche preoccupazione, che sono gesti che francamente nessuno si auspica. Oggi pomeriggio tutti gli occhi saranno puntati sulla concelebrazione da parte del vescovo. Non c'è dubbio, infatti tutta l'amministrazione sarà tutta presente per testimoniare non solo una vicinanza ma una comune partecipazione a questa vicenda di riscatto che noi stiamo cercando di portare avanti.
Mezzo agricolo danneggiato dalle fiamme, mistero su cosa sia successo e perché è divampata la scintilla iniziale in via Vittorio Alfieri a Bivona. A presentarsi dai carabinieri denunciando il danneggiamento a seguito di un incendio sono stati i proprietari del mezzo, un 68enne e un 54enne. Il rogo, non coperto da alcuna polizza assicurativa, era avvenuto qualche giorno prima rispetto al momento in cui è stata fatta la segnalazione ai militari dell'Arma. I carabinieri della stazione di Bivona hanno inevitabilmente effettuato un sopralluogo per constatare il danneggiamento e hanno avviato le indagini. Non è escluso che i militari dell'Arma possano nelle prossime ore provare a sentire qualcuno dei residenti di via Alfieri, e questo per verificare se siano state notate o meno delle presenze inusuali tali da definire sospetti. Il danno al mezzo agricolo non è stato ancora quantificato nell'esatto ammontare. Servirà naturalmente del tempo per mettere dei punti fermi nell'attività investigativa e per provare a far chiarezza, stabilendo per primissima cosa se si sia trattato di un incendio dalla matrice dolosa oppure di un rogo originato magari per motivi accidentali. Promuovere il sistema delle cooperative di comunità. Lega Coop scrive ai sindaci dei piccoli comuni. I dettagli col nostro direttore Arturo Cantella. Lega Coop Sicilia e il coordinamento di Agrigento, Palermo e Trapani si è rivolto attraverso una lettera ai sindaci dei piccoli comuni delle aree montane e delle aree interne della provincia di Agrigento, al fine di sviluppare e rafforzare il sistema delle cooperative di comunità. Per Domenico Pistone, firmatario della lettera, nella sua qualità di componente del coordinamento Lega Coop Sicilia, Agrigento, Palermo e Trapani, le cooperative di comunità costituiscono un modello innovativo capace di produrre nuova socialità, dove i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi e dove il bene comune diventa centrale in un'azione di rigenerazione urbana ed economica. Nelle province di Agrigento, continua Pistone, vi sono diverse realtà come piccoli comuni, aree interne e montane, un crescente spopolamento con alti indici di vecchiaia, bassa natalità e fuga dei giovani, in cui le cooperative di comunità possono rappresentare uno strumento di rigenerazione, resilienza e rinascita collettiva. Spesso questi microterritori possiedono grandi potenzialità sul piano delle risorse, in molti casi non utilizzati al meglio, come quelle ambientali, paesaggistiche, storiche, culturali e architettoniche. In questi territori, continua Pistone, la nascita delle cooperative di comunità è finalizzata ad arrestare l'impoverimento socio-economico e riuscire a promuovere la comunità stessa. In questo senso le cooperative di comunità vanno viste come straordinarie esperienze che legano le tematiche e i valori della cittadinanza attiva, della sussidiarietà, della gestione dei beni comuni e la solidarietà. Lega Coop vuole promuovere soprattutto gli attori presenti sul territorio e, partendo dalle amministrazioni locali, una riflessione comune in grado di attivare processi di innovazione e rinascita. Lega delle cooperative mutue insieme ad ANCI, Confcooperative, nell'ambito del progetto Sibater, ha lavorato al nuovo Vademecum che analizza il ruolo dello strumento delle cooperative per la valorizzazione dei beni comuni, con particolare attenzione per le cooperative di comunità. Lega Coop, conclude Pistone, attraverso questo primo contatto vuole raccogliere le disponibilità degli enti locali a favorire incontri e relazioni, promuovendo webinar e tavole rotonde in grado di costruire nel territorio della provincia di Agrigento un tavolo comune per sviluppare progetti e idee attraverso i quali possono nascere cooperative di comunità integrate in un sistema di rilancio dei nostri territori. Sono 371 i migranti giunti a partire da stanotte a Lampedusa, un gruppo di 99 durante la notte sono stati intercettati dai carabinieri sulla strada di Cala Francese. All'alba una motovedetta della Guardia Costiera ha intercettato un barcone con a bordo 84 persone. Poco dopo la Guardia di Finanza ha agganciato un altro barcone con 83 nordafricani. Scortati da un'altra motovedetta delle Fiamme Gialle, una lancia di legno con a bordo 105 migranti, fra cui 6 donne e 5 bambini, giunta al molo Favarolo. Tutti i migranti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove vengono sottoposti a tampone rapido anti-Covid. Nella struttura ci sono al momento 485 persone a fronte della capienza che è inferiore alle 200 unità.
Proseguono senza sosta i lavori per la rimozione delle macerie della vecchia cattedrale di Montevago distrutta dal sisma del 68. Dalle macerie riemerge l'altare maggiore della chiesa madre. Arturo Cantella. Proseguono senza sosta i lavori per la rimozione delle macerie della vecchia cattedrale di Montevago distrutta dal sisma del 1968. È venuto alla luce l'altare maggiore della chiesa madre. Nei giorni scorsi è stata ritrovata integra anche la lapide del fratello del cardinale Gravina. Nuovi e tanti elementi architettonici e ricordi continuano a raffiorare, regalando grandi emozioni all'intera comunità montevaghese. Lo ha detto il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, che sentiamo ai nostri microfoni. Vanno avanti i lavori, vanno avanti con il portar via i detriti ed emerge la bellezza di questo monumento. Oggi è stato rinvenuto uno degli altari laterali della chiesa madre di Montevago ed è veramente una cosa molto emozionante perché è quasi integro, insomma, ecco, quindi l'idea che quello che sta venendo fuori ancora dopo 53 anni continua a mantenere la sua interezza, la sua bellezza nella globalità dell'oggetto, in questo caso l'altare, dall'altro lato il sarcofago con la lapide che denota chi vi era sepolto, fa capire che proprio c'è ancora molto da valorizzare. E voglio subito dire che questa prima somma, non potrà mai andare a coprire le spese per mettere in sicurezza anche questi oggetti che si vanno mano a mano rinvenendo. Ho sentito la sovrintendenza che vuole coprirli proprio per proteggerli e io, mentre loro pensano tecnicamente a come fare, politicamente mi impegnerò con il presidente di questa regione, con l'onorevole Musumeci, che ha già destinato una somma cospicua alla Valle del Belice perché possa dare alla mia comunità a Montevago un'ulteriore somma. Sono sicura, conoscendo la sensibilità del Presidente e quanto lui tenga al recupero della nostra memoria e della nostra storia, sicuramente troverà consenso questa richiesta. Quello che va venendo fuori, quello che viene mano a mano messo in evidenza, noi dobbiamo assolutamente avere oggi l'obbligo di curarlo, di metterlo, di coprirlo, di far sì che possa essere valorizzato, visto, raccontato. È una grande emozione, ogni piccolo passo che fa questo escavatore viene fuori un pezzo di memoria. Questa è la più grande emozione che sta dando e sta regalando questa chiesa madre ai montevaghesi, a tutti noi, a tutti coloro che qui hanno ricordi, ma anche a chi ricordi non ne ha e vede oggi questa bellezza dopo tanto tempo. Un altro sogno esce dal cassetto e diventa realtà. Asia Abate, la campionessa di Porto Empedocle, vive lo sport non solo come impegno agonistico ma anche come futuro professionale. Si è laureata in scienze delle attività motorie e sportive. C'è il servizio. Altro importante traguardo per l'empedoclina Asia Abate, adesso dottoressa. La giovane atleta paralimpica di ginnastica artistica che porta al collo già tante medaglie, il 19 febbraio ha tagliato un altro importante traguardo, la laurea triennale di scienze delle attività motorie e sportive. Asia è giovanissima, 21 anni. La sindrome di Down non è mai stato un ostacolo. La mamma Katia racconta che Asia è sempre andata incontro alle cose che le piacevano con le sue gambe e gli obiettivi, come per tutte le cose e per tutte le persone, si raggiungono con calma, supporto, perseveranza. La mattina studiava con un'educatrice, assunta ad hoc, spiega la mamma di Asia. Il pomeriggio, nei ritagli di tempo tra un allenamento e l'altro, studiava con me, che sono insegnante di sostegno. Così ce l'abbiamo fatta. All'amore per lo sport, Asia intende dedicare anche la sua vita lavorativa futura. Oggi è una campionessa pluripremiata e continuerà a studiare. L'aspetta la specialistica in riabilitazione sportiva. Il suo sogno è lavorare nella palestra in cui si allena adesso. E allora, come dicevamo, calma, supporto e perseveranza. Auguroni ed in bocca al lupo ad Asia. Proclamo la signora Asia Abate dottoressa in scienze delle attività motorie e sportive con la votazione di 93 su 110. Complimenti. Grazie professore. Grazie. Congratulazioni, un Grazie. applauso. Congratulazioni.
Adesso la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Ponte sullo Stretto, manifestazione a Torre Faro. Vediamo. La Lega Giovani, insieme alla sezione senior del partito, ha manifestato sabato per chiedere la realizzazione del ponte sullo Stretto. Il sit-in si è svolto a Messina, a Torre Faro, nei pressi del monumento ai caduti, vicino alla chiesa, scelta non casuale, in quanto si tratta della zona dove è sito il pilone che dovrebbe accogliere la Sicilia al resto d'Italia. Il ponte sullo Stretto non è un'opera fondamentale e straordinaria solamente per la città di Messina o per la Sicilia, ma è per l'intera Europa. È un percorso che collega tutta quanto l'Europa e quindi è un'opera strutturale che poi ha altre opere connesse che sono di fondamentale importanza per lo sviluppo di tutto il Mezzogiorno. Tra l'altro verrebbe coinvolta anche l'Ilva per la realizzazione appunto del ponte sullo Stretto e quindi tantissimi posti di lavoro per il Sud Italia. Io sono molto contento di essere qui oggi insieme all'onorevole Toccalini, insieme appunto al nostro partito, perché Matteo Salvini è l'unico politico che in questo momento sta prendendo posizioni su un'opera straordinaria, un'opera fondamentale e strategica per lo sviluppo di tutto il Mezzogiorno e dell'Italia intera. È un discorso che interessa l'intera struttura nazionale, perché le infrastrutture siciliane devono essere collegate soprattutto con quelle nazionali. Infatti non è un caso che se noi vogliamo i treni ad alta velocità non possiamo averli, perché i treni non sono traghettabili, perché sappiamo tutti che non possono essere scollegati tra di loro. E infatti il ponte è di fondamentale importanza. Consideri, se ne parla sempre, se ne parli dai tempi dell'Unità d'Italia e oggi abbiamo un grande leader, il nostro leader Matteo Salvini, che finalmente ne sta parlando con concretezza, vuole investire per fare questo ponte che collega la Sicilia e la Calabria e accorcia questi 3 chilometri che per trascorrerli ci vogliono 2 ore. La realizzazione di quest'opera, se si avvia, ci saranno subito circa 100.000 posti di lavoro che sarebbero garantiti almeno per i prossimi 10 anni. Non parliamo del PIL, che si parla di un PIL addirittura che guadagnerebbe circa il 6,8 l'anno, quindi è un'opera di fondamentale importanza anche per il turismo, per tutto, per i siciliani, per i calabresi, per un'Italia più unita e più vicina. È la più grande opera, il più grande volano per lo sviluppo economico del Sud Italia e dell'Italia in generale. Non averla fatta negli anni è stato un crimine contro un popolo intero e la realizzazione dell'opera aiuterà non solo la Sicilia e Messina, ma anche la Calabria e l'intero Italia. I giovani devono interessarsi della cosa pubblica per natura, devono essere ottimisti, devono pensare al proprio futuro. Diciamo che coloro i quali hanno oggi 60 anni hanno già vissuto la loro parte lavorativa e il ponte, quando si parla di ponte si parla di lavoro, si parla di sviluppo e lo sviluppo interessa specialmente le nuove generazioni, quelle che già ci sono e quelle che verranno. Il momento è propizio, ci sono queste risorse che dobbiamo decidere come sfruttare e di conseguenza iniziative come quella di oggi servono per tenere alta l'attenzione su un'infrastruttura che avrebbe un significato epocale per la nostra regione, che deve tornare a essere il centro del bacino del Mediterraneo. Noi siamo al centro di questo bacino euroafrasiatico e dobbiamo non solo attraverso il ponte riappropriarci di un ruolo che storicamente ci è sempre appartenuto. È chiaro che nell'ottica del recovery dobbiamo pensare anche a dei porti hub per permettere alle merci di arrivare in Sicilia, completare l'anello autostradale siciliano e dotare la regione di tutte le infrastrutture anche a sostegno del ponte per creare finalmente questo canale che va dal canale di Suez fino a Berlino, che ci permetta di appunto riappropriarci di centralità e creare un indotto economico positivo e importante per tutta la regione. Il ponte sullo Stretto è un'opera fondamentale per poter restare nella nostra terra, perché deve essere volano di sviluppo, di produttività, di progresso e di modernità, senza i quali questa terra è destinata a non avere futuro. Volley Nino Di Giacomo, eletto presidente del comitato regionale FIPAV. Arturo Cantella. Nino Di Giacomo è il nuovo presidente della FIPAV Sicilia, Federazione Italiana Pallavolo della regione siciliana. Tanto le espressioni di affetto e di stima per tale avvenimento accaduto ieri, arrivate da tante società siciliane, tra queste anche la società SEAP Dallicardillo Pallavolo Aragona, che comunicano in un suo comunicato stampa con enorme compiacimento e grande soddisfazione che il suo presidente Nino Di Giacomo è stato eletto a Palermo presidente del comitato regionale della FIPAV Sicilia,
Nino Di Giacomo ha ottenuto il 53% dei voti necessari all'elezione. Inoltre sono stati eletti 6 candidati consiglieri regionali a sostegno dell'opera di Nino Di Giacomo. Nella qualità di presidente Antonio Locandro, Antonio Danna, Speranza Maiello, Elio Gravagno, Rossana Giacalone e Massimo Di Benedetto. Un plauso speciale all'atleta della SEAP Dallicardillo Aragona, la saccense Speranza Maiello, per il nuovo prestigioso incarico. I dirigenti biancazzurri, lo staff tecnico e sanitario, le atlete e tutti i collaboratori augurano un buon lavoro al presidente Nino Di Giacomo, certi che con la sua guida il comitato FIPAV Sicilia andrà nella direzione giusta per il benessere di tutte le società pallavolistiche siciliane. Intanto arrivano le congratulazioni del sindaco Franco Miccichè e dell'assessore allo sport Costantino Ciulla per l'amico Nino Di Giacomo, presidente della SEAP Dallicardillo Pallavolo Aragona, per l'elezione avvenuta da presidente del comitato regionale FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo della Sicilia. Per il sindaco e l'assessore Ciulla, le sue doti umane, la sua esperienza, le sue capacità dirigenziali e il suo amore per lo sport in generale sapranno certamente portare quel valore aggiunto alla federazione. È un orgoglio per noi agrigentini vedere un rappresentante del nostro territorio ricoprire un ruolo così importante. Eletto presidente per il quadriennio 21-24 il signor Di Giacomo Pepe Antonino, che prego Nino, ti prego di voler accettare la le schede bianche sono state 70, le nulle ho dimenticato 105. Grazie. Ero sicuro di questa vittoria, perché la mia famiglia, la pallavolo, siete voi e non mi avete tradito. Grazie. Presidente, io accetto per riserva. Poi la riserva. Va bene, io accetto però le mie riserve. Grazie. E la squadra di Nino Di Giacomo, la SEAP Dallicardillo Aragona, si arrende sul campo della Rizzotti Design Catania. Vediamo. Non ce l'ha fatta la SEAP Aragona sabato nella partita contro la Rizzotti Design di Catania, una cocente sconfitta avvenuta al tie break sul campo catanese, mentre l'Armando Volley ha battuto in casa la capolista Messina per 3-1 al termine di un derby combattuto e avvincente. Le due formazioni sono divise da 3 punti, l'Aragona 9 punti, Santa Teresa arriva 6, 3 vittorie e 2 sconfitte per Capitan Moneta e compagni, 2 successi e 3 sconfitte per la squadra del coach spagnolo Antonio Jimenez. E la farmacia Sulza, Armando Volley, Santa Teresa arriva dispone di un roster forte, ben assortito. Intanto si pensa già alla prossima sfida e si prepara il doppio confronto con la farmacia Schulz e l'Armando Volley di Santa Teresa Riva. Le sconfitte sono tutte brutte, questa in particolare è una partita alla quale teniamo molto. Abbiamo sbagliato tantissimo, abbiamo sbagliato prima di tutto l'approccio alla partita, evidentemente perché il primo set abbiamo cominciato a giocarlo da metà e evidentemente era troppo tardi per recuperarlo. Avevamo comunque preso un buon ritmo nella seconda metà del set, si è visto poi nel secondo che abbiamo dominato. Terzo di nuovo un calo, quarto l'abbiamo vinto, il quinto sembrava che lo stessimo vincendo, poi sono state un po' di palle strane, particolari, ma il problema non è certo l'ultima palla, il problema è che la squadra deve avere una continuità di rendimento che in questo momento non ha. Si vedono dei set vinti nettamente anche sabato scorso e poi dei cali che evidentemente paghiamo carissimi.
Guarda, ha un valore che sicuramente va al di là dei 2 punti in classifica. Cioè, questa è una vittoria che secondo me, se la sapremo capire e capitalizzare, è una vittoria che ci può dare tantissimo in termini di crescita e di consapevolezza, perché certamente per vincere con loro, come dicevamo prima, c'era bisogno di una grandissima prestazione da parte nostra. Le ragazze l'hanno data e la partita di oggi dimostra che quando giochiamo in questa maniera qua veramente ce la possiamo giocare con tutti e che le 3 vittorie che avevamo ottenuto prima di oggi non erano frutto del caso o di altre cose. Secondo me vale molto più dei 2 punti che ci dà in classifica. Qualche piccolo dettaglio, perché onestamente, come dicevo prima ai tuoi colleghi, l'ultimo punto non è un punto che nessuna squadra di B1 solitamente può subire, no? Ci voleva un qualcosa un evento, un tocco, un qualcosa per risolvere questa partita, perché è stata comunque sempre equilibratissima. Ha sorriso a noi questo episodio e siamo contenti, insomma. Basket B1, la Fortitudo Agrigento in trasferta batte il Torrenova. I biancazzurri hanno vinto con il punteggio di 50-81. Chiara Stella e compagni hanno dimostrato sin dall'inizio la loro bravura, chiudendo già il primo set 4-21. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Dominante, e questa è la prestazione che Agrigento ha messo in campo contro il Torrenova. È stata una partita a senso unico. I biancazzurri hanno vinto e convinto, battendo i cugini siciliani con il punteggio di 50-81. Chiara Stella e compagni nel primo quarto hanno ruggito, riuscendo a chiudere con il parziale di 4-21. I biancazzurri lasciano poco spazio e sotto canestro riescono a vincere tutti i duelli. Nel secondo periodo il Torrenova cambia faccia, Lasagni prova a riaprire il match, il secondo periodo Agrigento subisce più di qualcosa. La squadra del coach Catalani torna in campo e riprende in mano la gara. Saccaggi non si ferma più e infila un canestro dopo l'altro, sostenuto da Rotondo e Costi. I biancazzurri si affidano alla solidità e chiudono con un parziale di 6-24. Il Torrenova prova a contrastare la furia di Agrigento, Galipò chiude in doppia cifra, ma non basta, Veronesi e compagni portano via anche questi 2 punti. Agrigento chiude in crescendo una partita più che mai importante, i biancazzurri battono il Torrenova e si godono una mini classifica che sorride. Questi parziali 4-21, 21-20, 6-24, 19-16. I migliori canestri sono stati fatti da Saccaggi con 20, Veronesi 16, Cossi 13, Grande 9, Rotondo 8, Chiarastella 6, Peterson 6, Ragagnin 3. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.